L'attualità portata alla gente attraverso gli autori disponibili quindi ad incontrare la gente. Tutto questo è montagna di libri e tutto questo aiuta alla cultura, aiuta alla crescita delle persone. E allora a Cortina d'Ampezzo quest'inverno tanti, da Emmanuel Carrère a Serge Latouche, da Sandro Veronesi che ritorna dopo alcuni anni dal suo grande successo Caos Calmo, dal quale è stato anche tratto un film, a una lezione di cucina fatta dal grande chef Massimo Bottura, ancora a Corrado Augias, Paolo Mieli, protagonisti dell'attualità come Aldo Cazzullo, e una grande lezione fatta ai ragazzi del Polo Valboit di Cortina da parte del grande storico Gian Enrico Rusconi sul 1915 e quella guerra che anche per Cortina d'Ampezzo significò così tanto. La gente viene volentieri, a volte abbiamo addirittura problemi di sale perché la gente sempre di più con il passaparola, con il piacere di stare con gli autori, viene ad ascoltarci.